Sostiene di essersi difeso da un tentativo di strangolamento il 23enne pugile accusato di aver ridotto in fin di vita il kosovaro di 39 anni che ancora si trova ricoverato in prognosi riservata al Cafoncello di Treviso, e questo è il culmine di una lite forse per una mancata precedenza nei pressi dell'Eurobike al lago di Castelfranco Veneto. Non sarà facile per gli inquirenti ricostruire il pomeriggio di follia vissuto in via Pagnana, dove all'indomani restano le tracce di sangue sulla strada. È qui che il 39enne residente a Loreggia ha sbattuto violentemente la testa dopo aver ricevuto un pugno al volto sotto gli occhi impietriti della fidanzata. Ma andiamo con ordine. Non sono nemmeno le 18 quando il kosovaro con la compagna sta uscendo dal parcheggio dell'Eurobaita, quando incrocia l'auto del 23enne, albanese di origine, residente a San Martino di Lupari, che invece sta entrando per andare in palestra. Ho fatto una giornata in spiaggia, andava verso casa e ha incrociato il 23enne che si vede che ha tagliato la strada o cosa, cioè, sempre per sentito dire, perché sono arrivato che era già in barella, stava andando via con l'elicottero, quindi. Marco è uno dei titolari del noto locale della Castellana, conosce sia il kosovaro che la sua ragazza, titolare di un negozio poco distante, è lei stessa in quei frangenti a contattarlo. La ragazza sul mio numero, cioè, mi ha chiamato, è successo questo, non capivo neanche cosa era successo, sulla curva i cancelli perché male era agitata e ho tardato un po' a arrivare perché non ero ancora a casa. E sono andato là, c'era già quello del suo e tutto quanto, stavo intubando e portando via. Nonostante l'uomo sia a terra, il 23enne scappa, ma sarà identificato poco dopo. Ha raccontato ai suoi amici più stretti di essersi difeso vedendosi minacciato e di trovarsi sotto shock. In pronto soccorso gli è stata data una prognosi di 10 giorni. Ha riportato delle lesioni al collo compatibili con una colluttazione. Il giovane pugile è attualmente denunciato per il reato di lesioni, ma la gravità dell'accusa potrebbe cambiare in base al quadro clinico del 39enne. I rilievi dei carabinieri guidati dal comandante Enrico Zampolli sono proseguiti tutto il giorno. Sul posto anche il sindaco di Castelfranco. Non trovo alcuna giustificazione che succedano questi atti così di violenza, di rabbia per una mancata precedenza. Io non riesco a capire cosa stia succedendo dopo la pandemia con questa gente sempre più arrabbiata e che poi sfocia in queste cose sulle quali poi si paga dazio per tutto il resto della vita. Alla Baita al Lago, dove il kosovaro eseguiva spesso dei lavori con la sua impresa, si guarda il Cafoncello. Mi viene mago adesso per non capisco cosa. Dispiace perché lo conoscevamo abbastanza bene. Adesso è lì al Cafoncello, immagino che facciate il tifo per lui. Certamente, sì, siamo con lui.